Ciao amici, oggi vi mostro come riutilizzare un vecchio tessuto di cotone bianco e lo faremo con i colori di Super Iride, tutto in uno. Io voglio tingere il mio tessuto in un bellissimo colore blue jeans. Taglio il mio sacchetto, lo inserisco nella lavatrice, al suo fianco vado ad inserire il tessuto che voglio tingere, lo posiziono, chiudo il cestello e avvio il lavaggio, 30 gradi per circa 1 ora e 40 minuti. Ed ecco il mio tessuto che è diventato in un bellissimo blue jeans. Tolgo il sacchettino, chiudo di nuovo il cestello e avvio un nuovo lavaggio, come prima, 30 gradi per 1 minuto e 40 circa. Perfetto, il mio tessuto è in un bellissimo blue jeans, ma per realizzare il mio progetto ho bisogno anche di tessuti rossi e allora tingerò esattamente come prima dei vecchi centrini e una striscia di cotone bianco. Bene, iniziamo a realizzare il nostro fantastico progetto. Da un cartone di recupero ricaviamo un cerchio. Ora riprendiamo il tessuto che abbiamo tinto con la tintura per tessuti tutta in uno di Super Iride. Con il filo di cotone eseguiamo un punto filza tutto intorno, tiriamo il filo, fissiamo con più punti di colla a caldo ed ecco pronta la base del nostro progetto. Prendiamo una mezza sfera di polistirolo, ricopriamola tutta con il tessuto in blue jeans. La fissiamo sotto con degli spillini. Questo progetto è davvero facile e divertente. Con la colla a caldo fissiamo la mezza sfera sopra il cerchio. È il momento di passare alle decorazioni. Riprendiamo i tessuti che abbiamo tinto con il colore rosso di Super Iride. Dal tessuto di cotone ritagliamo dei petali, 6 per ogni fiore, perché sì, realizzeremo dei bellissimi fiori. Prendiamo il filo di cotone e uniamo insieme 6 petali. Ora tiriamo il filo, fissiamo e al centro di ogni fiore andiamo ad incollare dei pistili per le bomboniere. Guardate che belli questi fiori, sono di un rosso meraviglioso. Andiamo a fissarli al cappello. Questo progetto è davvero facile e divertente e sicuramente di grande effetto. Eccolo pronto, guardate che bello, ma non finisce qui perché andremo a realizzare un secondo progetto. Prendiamo i centrini che abbiamo tinti di rosso, inseriamo tutto intorno un nastino di organza, tiriamo leggermente il nastrino, inseriamo al centro il barattolo, tiriamo il filo e facciamo un bellissimo fiocchetto. Procediamo nello stesso modo per tutti i barattoli che abbiamo deciso di decorare. voilà, guardate che bell'effetto!
con i coloranti di Superiride tutti in uno ho realizzato delle decorazioni davvero favolose, riutilizzando un vecchio tessuto di cotone e dei vecchi centrini inutilizzati. Il cappello può diventare un fuoriporta originale, mentre i barattoli possono contenere delle candeline per una cena romantica, fiori freschi per decorare la tavola o lucine a LED per illuminare le nostre serate. Bene, allora io vi saluto e vi auguro buon divertimento con la tintura per tessuti tutti in uno di Superiride. Ciao, alla prossima!